contamini con esperienze diverse, con persone diverse, con culture diverse, con tradizioni che sono diverse dalle mie. E il fatto di avere vissuto intensamente proprio queste tradizioni, anche quella di cui discutiamo oggi, che forse per la mia famiglia è stata su Garasseccare, casa mia, era il passaggio più importante, iniziava il 16 di gennaio col fuoco di Sant'Antonio, che per noi era il momento iniziale, e poi si portava avanti con una serie di passaggi. E vedere i miei genitori non con le maschere tradizionali che venivano ovviamente viste, che venivano spiegate, che venivano in qualche modo raccontate, ma anche loro stessi sentissero il bisogno, il desiderio di mascherarsi, di andare in giro. Forse era l'unico momento mondano di una vita di sacrifici, di un momento in cui che si concedevano loro durante l'anno, e forse è l'unico appunto che si concedevano di stare con gli amici. Mi ha sempre colpito la necessità di condividere, però attraverso maschere e attraverso interpretazione di contesti che forse permettevano più libertà, permettevano di dire, di fare cose che normalmente nei ruoli che si interpretano non sono consentite. Quindi questa interpretazione del Su Garasseccare come un momento di non soltanto di rinnovamento, ma anche di rinascita, di espressione e anche di recupero rispetto a quelle che erano appunto magari pulsioni o frustrazioni o compressioni che finalmente potevano trovare un momento per essere espresse. E questo me lo sono portata dietro anche rappresentando le istituzioni, in questo momento rappresentando l'istituzione, a Presidente della Sardegna, a Presidente della Regione, e anche l'istituzione è una maschera. E mentre ascoltavo Bachiso prima nel suo intervento, riflettevo sul fatto che quando si decide di dedicarsi con devozione a un ruolo istituzionale, si compiono dei passaggi e veramente c'è una ritualità in questi passaggi, c'è una ritualità in cui ci si spoglia di quello che si è, di quello che personalmente si rappresenta, di quello che può essere tutto ciò che è il nostro desiderio personale, e si decide di incarnare con fatica, con sacrificio, un ruolo che deve rappresentare l'altro. E questo momento, questi riti sono complicati e si ritrovano anche nel percorso che viene fatto proprio dalla rappresentazione delle nostre maschere, che parlano sempre di morte per poter parlare di rinascita, parlano sempre di trasformazione, di vedere il mondo al contrario per poter parlare di ripartenza. Ecco, anche la rappresentazione di un'istituzione come la mia ha questo tipo di connotazione, perché è stato ricordato prima, noi per motivi che non è il caso di analizzare qua, siamo un popolo che parla con la negazione, ma perché non è più abituato a parlare a viso aperto. Il tempo, le dominazioni, quello che abbiamo subito ci ha fatto dimenticare quello che vediamo in questo piazzale, che mi ha colpito tanto, che era una natura completamente diversa, era una natura fiera, era una natura diretta, era una natura che non si nascondeva. C'è un bellissimo passaggio di un libro che, se non avete ancora letto, vi consiglio di leggere, che è di Giuseppe Fiori, che parla dell'autobiografia, della vita di Emilio Lussu. E c'è un passaggio che mi ha sempre colpito e che vi voglio raccontare, perché mentre ascoltavo, mentre mi chiedevo anche, voglio dire, che cosa mi stava lasciando questa esperienza, ecco, voglio condividere con voi questo passaggio. Lui parla di capocaccia e fa una differenza importante tra quello che è il capocaccia cinghiale e il capocaccia cervo. E lui dice che il capocaccia cinghiale manda avanti i piccoli, li manda nelle poste, li manda verso la morte per salvare se stesso. E poi invece c'è il capocaccia cervo che va avanti lui e salva i suoi piccoli, li nasconde nella boscaglia e li lascia perché li vuole proteggere. Quindi va avanti lui, combatte, si sacrifica. E lui diceva: io ho scelto per mia natura di essere un capocaccia cervo. Io credo che noi, anche nell'interpretazione di questo momento,
dobbiamo ricordarci da dove veniamo, quello che ci racconta questo piazzale, quello che ci racconta quello che eravamo, la nostra natura fiera. E anche in un momento di trasformazione, anche in un momento in cui affrontiamo la morte, in un momento in cui affrontiamo il sacrificio, in un momento in cui affrontiamo il dolore, ricordarci che deve servire per il cambiamento, che deve servire per dirci che noi dobbiamo tornare a quella natura, che dobbiamo smettere di negare e avere il coraggio di guardare le cose a viso aperto ed essere capocaccia certi.